Temperatura gelide e nevischio non hanno scoraggiato i cividalesi e chi ha deciso di raggiungere la città ducale per assistere alla suggestiva rievocazione dell'arrivo del patriarca Marquardo nel 1366. Dopo la messa dello spadone, il corteo dei figuranti si è mosso dal Ponte del Diavolo per raggiungere la piazza e accogliere Marquardo. Insieme al Palio di San Donato questi sono i due momenti clou dell'anno cividalese, dove comunque si ripercorre un po' quella che è la storia importante di questa città, e oggi, il giorno dell'Epifania, si ricorda l'ingresso in città appunto di Marquardo. La rievocazione storica è un momento di condivisione di tradizione e cultura per la comunità cividalese che ancora oggi riesce ad appassionarsi e partecipare con lo stesso entusiasmo di sempre. E nonostante il clima, devo dire la verità, anche ieri sera durante le prove ho visto entusiasmo, ho visto la voglia da parte dei figuranti di esserci, e questo, diciamo, è un ottimo segnale. Nonostante il tempo che va avanti, riuscire a mantenere le tradizioni. Devo dire la verità che abbiamo dei figuranti, abbiamo un regista che sa coinvolgere, quindi tutti questi figuranti che sono tutti volontari, ai quali va il grazie dell'amministrazione per essere sempre pronti a sfilare, fare un corteo magnifico indipendentemente dalle intemperie e dal vento che oggi in Cividale soffia piuttosto forte.